98 milioni e mezzo di euro per l'ex provincia e le città metropolitane siciliane. Il governo Musumeci, con un decreto a firma dell'assessore alle autonomie locali, l'agrigentino Marco Zambuto, di concerto con quello all'economia Gaetano Ammao, hanno ripartito le risorse relative al 2022 destinate a garantire il corretto funzionamento degli enti locali siciliani. Alle 3 città metropolitane vanno 52,4 milioni di euro, ai 6 liberi consorzi comunali poco più di 46 milioni di euro. Per l'assegnazione proporzionale dei contributi regionali sono stati confermati anche per il 2022 i 4 criteri seguiti negli scorsi anni, cioè il numero della popolazione, la superficie del territorio, la lunghezza delle strade provinciali e il numero delle classi scolastiche nelle medie secondarie. Questo è il dettaglio della suddivisione della dotazione finanziaria tra i vari enti locali e tra le città metropolitane. Quella di Palermo ottiene ben 20,7 milioni di euro, Catania 18, Messina 13,7 milioni. Per i liberi consorzi comunali, invece, a quello di Agrigento vanno 9 milioni e mezzo e si vede assegnato il contributo più consistente, seguito quello dalla provincia di Siracusa e Trapani con 8,8 milioni, Caltanissetta con 6,8 e Enna e Ragusa con 5,9 milioni a testa.